Presentato stamani Natale sul Colle, organizzato dall'Arcidiocesi di Agrigento con il Museo Diocesano e il Centro per l'Evangelizzazione e altre associazioni. Il Natale sul Colle è un progetto per valorizzare il territorio, non un semplice spazio, ma un vero percorso con casette per degustazioni, laboratori della creatività, spettacoli, musica, attrazioni per bambini e ragazzi. Inoltre c'è la possibilità di visitare i luoghi più belli sull'asse viario via Duomo, via Oblati ad Agrigento, con la partecipazione di tanti volontari che hanno messo a disposizione risorse di tempo, competenze e risorse economiche. Insomma, un vero e proprio protagonismo per mettere in evidenza un'area spesso trascurata. Naturalmente in programma novene, celebrazioni e momenti culturali. Durante il periodo natalizio verrà così inaugurato l'Hub Gioieni, uno spazio di coworking frutto della collaborazione tra Diocesi, Opera Pia Gioenina e l'Associazione Culturale Non Sostare. Il progetto, come spiegato da Padre Pontillo, ha lo scopo della creazione di un luogo dove professionisti e giovani attori sociali possono condividere conoscenze e competenze al fine di innescare processi virtuosi in grado di generare nuove opportunità lavorative e di sviluppo sociale. Natale sul Colle, edizione 2019. Quest'anno è frutto di una ampia collaborazione tra diverse realtà che hanno apportato le loro competenze tecniche, competenze professionali, competenze economiche, competenze manuali. Sono la Diocesi con il Museo Diocesano e il Centro per l'Evangelizzazione che è ospitato nella chiesa di Sant'Alfonso, l'Associazione Non Sostare e TTT e Antos SRL che gestisce i servizi di valorizzazione e di fruizione della cattedrale e Ecclesia Viva. Una proposta che parte da San Lorenzo e arriva all'Istituto Gioeni, ex Salesiani per intenderci, dove c'è la chiesa di San Giorgio. È quello che sarà il momento di valorizzazione. Poi al centro abbiamo diverse realtà, San Lorenzo un percorso spirituale che viene proposto da Don Manlio Jacopinelli, in cattedrale l'inaugurazione il 15 con la cattedrale com'era, la presentazione di una delle cappelle che ormai non esistono più ma che ricostruiremo con le opere d'arte che lì si trovavano e il concerto dei Chat Pitre. Poi il 20 e il 21 l'inaugurazione dell'Hub Gioeni, che è il frutto di un'associazione temporanea di scopo tra l'Opera Pia Gioenina e l'Associazione Non Sostare, uno spazio che sarà messo a disposizione dei giovani con uno spazio di coworking per poter trovare lì. E allora l'abbiamo voluto inaugurare proprio con un villaggio di Natale. Ci saranno degustazioni, proiezioni, la CNA con diversi artigiani, proiezioni di film per i ragazzi, diverse attrazioni. 2 giorni per poter far rivivere quello spazio che dovrebbe diventare lo spazio che accoglie proprio le realtà giovanili. Qualcuno potrebbe chiedere dove andiamo a parcheggiare se andiamo al Gioeni? Piazza Don Minzoni verrà lasciata libera e il parcheggio del seminario viene messo sempre a disposizione. Dal seminario al Gioeni sono 50 metri in discesa e 50 poi a risalire. Poi i Quartet Folk che faranno un concerto che è offerto da Antos SRL, ripeto, che si occupa della fruizione della cattedrale, che sarà il 22 alle 21, vogliono riproporre la grande novena di Natale e quindi i canti tradizionali siciliani, la messa col cardinale il 24 sera e poi un altro momento particolare che sarà il concerto gospel del 27 con la partecipazione straordinaria di Massimo Di Cataldo che è offerta dall'assessorato regionale al turismo. E infine poi a Sant'Alfonso un momento di lezione divina ma anche di concerto musicale con organo e flauto che viene offerto alla nostra città.